Bah, amo tutti i miei vini, il mio cuore va sempre però al friulano, fondamentalmente, al nostro friulano, e l'abbinamento preferito ultimamente è un bello spaghetto con un pesto di aglio orsino e pomodorini, che è molto primaverile e si abbina bene, o se no col classico, il vecchio tokai, che oggi chiamiamo friulano, è buono, che è un bel risotto di asparagi. Sarebbe magari sopra con un po' di granaglia, di granelli, di qualche nocciolina spezzata, così da dare un po' di crunchy sensation, sensazione croccante. L'aglio orsino è un'erba spontanea che si trova di solito sui bordi dei fossi o dei piccoli rii, dei piccoli fiumi, ed è una delle prime erbe spontanee che spunta fuori nella seconda metà di febbraio. Ha una foglia lanceolata e ha un caratteristico ma delicatissimo sapore di aglio, ma è molto delicato, è molto gradevole da assaggiare. Il pesto lo si fa poi classico come pesto alla genovese, aggiungendo alle foglie un po' di grana, un po' di pecorino e pinoli o noci, nocciole varie triturate. Attenzione però, se volete farlo, di stare attenti a distinguerlo, perché c'è una foglia molto simile di un'altra pianta che si chiama colchico, che invece è estremamente velenosa, quindi dovete farlo cum granu salis, cioè sapendo quello che state facendo. I miei vini ultimamente noi siamo poco distribuiti perché da un po' di tempo abbiamo deciso di lavorare più in casa, per questo abbiamo aperto una bellissima frasca che vi invito a venirci a trovare. Attualmente a Udine, per esempio, li trovate al Carul Chiocc, che vuol dire al tarlo ubriaco, è una piccola enoteca bistrò fuori dal centro, tra le altre, molto graziosa, fa delle ottime tartine. Oppure potete andare all'enoteca ristorante De Feo a Cividale del Friuli, che ha sempre qualche bottiglia delle nostre. Un prodotto di qualità e dove acquistarlo dipende se vi piace più il formaggio o la carnazza. Noi per quanto riguarda i formaggi abbiamo due belle aziende che fanno formaggio di capra, che sono Agri Siamon a Basiliano e la Corte di Suffumbergo a Campeglio, qui vicino a Faedis. Per i salumi vi potrei dire di andare alla Bottega Suina a Ruda, che è un'azienda di media piccola taglia, oppure da un nostro grande amico, ma lì dovete veramente pernotare i salumi, e all'agriturismo Pantanali a Clap, che è un paese qui sulle montagne di Faedis, che è proprio nome omen, perché Clap vuol dire pietra, è costruito e vivono da soli, tra l'altro in questo paesino mezzo abbandonato c'è una famiglia che fa allevamento. Per completare l'itinerario, gettonatissimo secondo me Cividale, che potete girare in un paio d'ore ed è bellissima, anche patrimonio dell'UNESCO. Udine è sempre bella, magari più per una apericena, visto che ci saranno almeno 50 enoteche nel raggio di 1 chilometro quadrato. Stimolante è anche fare un salto a Spilimbergo, per esempio, alla scuola di mosaico, tipo quello che abbiamo qua dietro, perché all'interno della scuola c'è una mostra permanente dei saggi, i saggi più belli degli studenti, è come entrare in un museo, ci sono delle opere veramente straordinarie per una forma d'arte poco conosciuta.